buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Ancora un femminicidio, questa volta nel Trapanese, spara e uccide l'ex compagna e si suicida. Lei lo aveva denunciato per stalking già 3 anni fa. La vittima, 39 anni, una professionista ben voluta e stimata da tutti, lavorava in una casa di produzione di vini. Avevano una figlia di 4 anni. Si rivolgono al Papa le famiglie siciliane con bimbi cardiopatici assistiti a San Vincenzo di Taormina. All'udienza, come vedete, le carezze di Francesco ai piccoli ammalati. Per salvare quel centro d'eccellenza è possibile l'intervento congiunto delle regioni siciliana e calabrese. Scoperte grazie alle confessioni alla maestra le terribili sevizie subite in famiglia per oltre un decennio dalle 2 sorelle di Monreale. Ora sono in comunità dove si cerca di far dimenticare loro gli orrendi traumi subiti. Catania insicura, le voci preoccupate di anziani e famiglie terrorizzate dalle baby gang a Villa Pacini. Non ci sono controlli sufficienti. Prima gli interventi urgenti e già previsti per Messina, poi il ponte sullo stretto. Parla il sindaco Basile che lancia il Sud Innovation Summit nella sua città da giovedì 14. Lo strano fine settimana senza calcio professionistico in Sicilia, ferme per vari motivi Palermo, Catania e Messina, i tifosi guardano alla Serie D, che scatta con 10 squadre isolane al via e sfide sentite fin dal primo turno. Bentrovati, sconcerto nel Trapanese per un nuovo femminicidio. Un uomo ha sparato e ucciso l'ex compagna e si è suicidato. Lei lo aveva denunciato per stalking già 3 anni fa. Avevano una figlia di 4 anni. La vittima, conosciutissima, faceva parte dell'associazione Donne del Vino, Laura Spanò. È Marisa Leo di Salemi, 39 anni, l'ultima vittima di femminicidio in Italia. Marisa curava il marketing per l'azienda vinicola Colomba Bianca, era una delle donne del vino, conosciutissima nel settore. Marisa Leo aveva una bambina piccola che aveva avuto con l'ex compagno Angelo Reina, 42 anni, di Valderice, ma i rapporti tra i due non erano più quelli di una volta, tanto che non vivevano insieme. In passato la donna aveva denunciato l'ex compagno per stalking e non erano mancati anche liti furibonde. Ieri nel tardo pomeriggio la tragedia è iniziata lungo l'autostrada A29 direzione Mazzara-Palermo all'altezza di Calatafimi. Siamo nella zona di Gallitello. Un automobilista che vi transitava a un certo punto si accorge che un uomo si trova su un cavalcavia, ha in mano una pistola, segue tutto e intanto chiama la polizia. Sul posto arriva la Polstrada che accerta la morte dell'uomo e l'identità, poi allerta la centrale e arrivano gli investigatori della squadra mobile di Trapani. Viene rinvenuta l'automobile di Reina e all'interno ci sono delle armi. Da qui è partita l'indagine per capire a cosa fossero servite. Un rapido giro di informazioni con le famiglie e si apprende che Reina quel pomeriggio avrebbe dovuto incontrare nell'azienda agricola di famiglia un vivaio nelle campagne tra Marsala e Mazzara l'ex convivente Marisa Leo. Viene chiamato più volte il cellulare della donna ma nessuna risposta. Intanto gli investigatori si avviano verso l'azienda agricola. Qua viene trovata l'automobile della donna, una ricerca veloce e infine il ritrovamento del corpo senza vita di Marisa Leo all'interno di una dépendance. L'uomo le aveva sparato con un fucile. Per lei non c'era più nulla da fare. Il corpo, dopo un primo esame del medico legale, è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Marsala. Sgomento a Salemi, dove la giovane era molto conosciuta, ma soprattutto a Marsala, dove lavorava. Le indagini della squadra mobile continuano. Marisa mancherà a tutti noi, lo dice il presidente delle cantine Colomba Bianca, Dino Taschetta, dove Marisa Leo lavorava. Era una persona dolce, per bene, è difficile credere che lei non ci sia più. I genitori dei piccoli cardiopatici in cura al centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina, quello che rischia la chiusura, in udienza dal Papa a Piazza San Pietro. Intanto dal Ministero alla Salute arriva uno spiraglio per il futuro del centro d'eccellenza. Roberta Lunghi.
Uno scambio breve ma intenso di significato tra Papa Francesco e una mamma portavoce delle oltre 50 famiglie che con sacrificio si sono ritrovate insieme ai loro bambini a Roma in piazza San Pietro. Sono i guerrieri del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo, perché la loro è davvero una battaglia per tentare di salvaguardare il diritto alla salute dei piccoli cardiopatici curati da anni all'ospedale San Vincenzo di Taormina, che rischia la chiusura a vantaggio del nuovo reparto all'ospedale civico di Palermo. Lo stesso centro di eccellenza dove durante l'estate, dopo un intervento di 12 ore, il primario Agati e la sua equipe aveva salvato la vita a una 12enne della Brianza in vacanza in Sicilia. Si sentono abbandonati dalla politica regionale i genitori e dunque hanno affidato al Papa la loro richiesta d'aiuto. Era già a conoscenza della situazione dell'ospedale, ci ha chiesto praticamente di elencare un po' le problematiche del CCPM, e quindi in una lettera abbiamo consegnato la descrizione della situazione attuale. Di mezzo una incompatibilità della sussistenza in Sicilia di due strutture analoghe per la legge nazionale che prevede che ogni centro sia al servizio di un bacino di utenza fra i 4 e i 6 milioni di cittadini. L'intervento della politica è necessario e i margini però ci sarebbero. La conferma arriva proprio dalle famiglie che a Roma si sono spostate poi al Ministero della Salute, dove dopo un breve sit-in sono state accolte. Per il Ministero della Salute non c'è nessuna preclusione al mantenimento del centro a Taormina, ma naturalmente aspettano di fare un incontro, comunque una proposta valida da parte delle due regioni, cioè la regione Sicilia e la regione Calabria, in modo tale da poter appunto fare e continuare l'attività del centro a Taormina. Il bacino d'utenza del centro da sempre non è solo la Sicilia, ma anche la Calabria, e da qui potrebbe giungere lo spiraglio legittimo per salvare il centro. Dal presidente Schifani e da Occhiuto, dunque, questi guerrieri disperati attendono una mossa. Due gemellini, un maschietto e una femminuccia, appena nati all'ospedale Bucchieri La Ferla di Palermo, sono risultati positivi alla cocaina. La madre, tossicodipendente di 32 anni, li ha abbandonati dopo il parto senza riconoscerli. Se la donna non tornerà, i piccoli saranno dichiarati adottabili e in ospedale a Palermo è già scattata una gara di solidarietà per i due piccoli. Monreale, sono in comunità le due ragazze vittime per più di un decennio di violenze sessuali in famiglia. Si cerca una via per un difficile recupero. Intanto il governo studia misure severe, più severe, per i casi di abusi. Manlio Viola. Sono ospitate in una comunità alloggio lontano da Palermo le ragazzine di 13 e 20 anni vittime della violenza di gruppo durata ben 11 anni e maturata fra le mura domestiche nel Monrealese. Ieri le manette sono scattate per padre, madre, nonno e uno zio. Tutti sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata. Violenze andate avanti dal 2011 fino a qualche settimana prima che scattassero gli arresti. Le ragazze infatti sono in comunità da qualche settimana prima rispetto alla notifica degli ordini di custodia. Le indagini condotte dai carabinieri di Monreale erano partite dalla denuncia di una insegnante della minore delle due sorelle, alla quale la ragazzina aveva confessato tutto. Una storia tremenda a fronte della quale i carabinieri, dopo i primi accertamenti e ancor prima che fosse messo l'ordine di arresto, avevano ottenuto la protezione speciale per le ragazze. Il procuratore presso la procura dei minori Caramanna è in stretto contatto con la comunità. Le ragazze stanno fisicamente bene, sono seguite, ma avranno bisogno di un altro importante sostegno anche psicologico. Intanto sull'onda emotiva è stato incardinato in Parlamento un nuovo disegno di legge che prevede norme più severe e soprattutto una maggiore tutela delle vittime, con l'inasprimento anche delle misure di protezione preventiva. Il provvedimento fissa tempi stringenti per l'adozione della misura cautelare, come l'utilizzo più rigoroso del braccialetto elettronico, e dispone l'arresto anche in flagranza differita, tramite ovvero l'acquisizione di video e foto, strumenti che rendono più semplici e immediati indagini e interventi da parte delle forze dell'ordine. Impressionante aumento delle violenze sessuali a Palermo, quasi 40 da gennaio, 12 in più rispetto all'anno scorso. C'è maggiore consapevolezza tra le vittime, dicono al Policlinico, grazie anche al nostro nuovo servizio dedicato a loro. Marco Gullà.
Un dato allarmante, preoccupante, aggiungiamo desolante. Sono in aumento i casi di violenza sessuale giunti al pronto soccorso ostetrico del Policlinico di Palermo. Dal 1 gennaio al 31 agosto di quest'anno le vittime di violenza giunte nell'azienda ospedaliera universitaria sono state 37, 12 in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Perché questo aumento? Lo abbiamo chiesto a chi è componente del gruppo antiviolenza del Policlinico. Probabilmente c'è una maggiore consapevolezza in città dell'essere vittima di violenza sessuale e credo anche grazie alla pubblicità che è stata fatta sul servizio che noi offriamo H24 al Policlinico e che quindi può fornire un supporto clinico ma anche un supporto forense per le vittime. L'età delle vittime varia dai 14 ai 50 anni. Al Policlinico vengono visitate solo vittime adulte, ma l'azienda ospedaliera universitaria offre un servizio di consulenza medico-legale anche all'ospedale pediatrico di Cristina per le vittime di minore età. Un aumento di vittime soprattutto a Palermo rispetto ad altre città siciliane. L'ultima, la ragazza 19enne violentata in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Quali sono le prime rassicurazioni che date appunto alla vittima? Certamente noi diciamo che siamo lì per loro, che lavoriamo per loro, che vogliamo soltanto aiutarle e che tutto quello che facciamo in occasione di questa visita sarà finalizzato solo e esclusivamente al loro interesse, per cui cerchiamo anche di invogliarle alla denuncia in maniera tale che soprattutto quando si verificano in contesti familiari tutto questo non si ripeta nuovamente nel tempo, quindi cerchiamo semplicemente di manifestare la nostra partecipazione alla loro sofferenza e facciamo capire che noi siamo lì soltanto esclusivamente per aiutarle. Catania insicura, un'altra puntata della nostra inchiesta, oggi a Villa Pacini, dove una baby gang terrorizza giovani, anziani che giocano a carte e famiglie. L'ultima aggressione 2 giorni fa. Giusy Lazzara. Sono bande di ragazzini, proprio ragazzini, molto minori dei minori. Tutta l'estate qua hanno aggredito addirittura persone anziane o persone che poverini dormono dentro la villa perché non hanno un tetto dove poter rifugiarsi. Villa Pacini, Villa Varaghi degli Sbadigli, come la conoscono i catanesi, ostaggio da 2 mesi di una baby gang che terrorizza anziani e famiglie. L'ultima aggressione 2 giorni fa di sera, ma non troppo tardi, quando il branco assale 2 ragazzi di passaggio. Prima gli insulti, poi calci e pugni. I ragazzi vengono soccorsi da alcuni passanti e così si mettono in salvo. Arrivano anche le volanti della polizia, allertate da qualcuno che aveva assistito terrorizzato all'assalto. L'aggressione bisogna vedere, alzano anche le mani, No, che c'è una ragazza, ogni volta che la vedono ci buttano pietre, la pigliano a tombolati, chi se ne scappa, chi ci vanno da peso, tutti gli anni c'è questa camoria. Io ho visto un'aggressione che è stata circa 10-15 giorni fa, che era uno su uno si sono avventati 4 o 5 ragazzi e gliel'hanno dati di buona ragione. Poi in altri posti qua in giro ci sono anche queste aggressioni, però ripeto è una maniata di ragazzi che non sa giustamente che cosa fare, non andando a scuola. Non si sentono sicuri gli anziani che frequentano Villa Pacini, da sempre un centro ricreativo a cielo aperto. Tra la spazzatura e l'abbandono, la Villa Pacini è diventata il punto di ritrovo per la baby gang che vandalizza e distrugge aiuole e panchine. Mi state per le persone, per i chiarelli, rompono l'albero, si pigliano buona parte e fanno danno. Le immagini della videosorveglianza dell'ultima aggressione sono state acquisite dalla polizia, che invierà un'informativa al Tribunale dei minori. A Catania un 37enne con precedenti è stato ferito con un colpo di pistola alla caviglia destra, dimesso con una prognosi di 30 giorni. Alla polizia ha detto di non conoscere chi gli ha sparato e di essere intervenuto in una lite tra sconosciuti al porto mentre tornava a casa. Intanto il governo studia nuove misure contro la criminalità minorile e le baby gang. Tra le proposte che andranno in Consiglio dei Ministri, carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola e una multa fino a 1.000 euro per mancata vigilanza nei confronti dei figli che compiono reati gravi. Inoltre il questore potrà vietare l'uso di social e telefonini
ai ragazzi che subiscono condanne anche in primo grado, anche senza andare in carcere. Queste sono proposte che saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri. Passiamo ad altro, prima i progetti per Messina, poi il ponte. Ne ha parlato a Buongiorno Sicilia il sindaco della città dello Stretto, che nel frattempo ha presentato il Sud Innovation Summit, evento internazionale di innovazione tecnologica nella sua città, giovedì e venerdì prossimi. Marco Carli. Prima la città di Messina e poi il ponte, lo ribadisce il sindaco della città dello Stretto Federico Basile nel corso di Buongiorno Sicilia. La mega infrastruttura può diventare importante, se ne parla da tempo e anche il primo cittadino, ribadendo che è sempre stato favorevole alla realizzazione, ci scherza un po' su. Io ho 46 anni, probabilmente se ne parla da 146 anni. Il tema però è serio e coinvolge la città. Il sindaco lo dice in maniera esplicita, i progetti su Messina negli ultimi 10 anni sono riferiti ad una città senza ponte e ci sono già dei finanziamenti. Abbiamo finanziamenti in pancia su aree che poi saranno oggetto di cantiere e io devo capire come sindaco, devo spiegare ai miei cittadini che quell'opera che ho paventato in questi anni non ci sarà più. Allora con quelle risorse cosa ci faccio? Le perdo, non le perdo? Le devo spostare? Ma ripeto, non è il problema o il tema del finanziamento, è il tema della gestione complessiva di un'opera che non è metto i pilastri e faccio il ponte, ma cambio totalmente l'approccio sul piano regolatore generale, piano di mobilità sostenibile. Basile incontrerà a breve Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina. Il ragionamento è abbiamo riaperto questo file importante che ha una valenza nazionale, forse anche europea, le città devono essere protagoniste non perché lo voglia il sindaco oppure abbia bisogno di sedere a qualche tavolo, non ci riguarda, ma a capire come dovrà cambiare tutta l'impostazione rispetto a un progetto che è di 12 anni fa. Così il sindaco di Messina Basile, un imprenditore del settore degli articoli medicali e ortopedici di Giardini Naxos è finito ai domiciliari per estorsione. Grazie alle intercettazioni ambientali e agli accertamenti bancari, i finanzieri avrebbero accertato che l'imprenditore da una parte aumentava lo stipendio in busta paga e dall'altra costringeva le dipendenti a restituirne una quota in contanti per di più. In caso di rifiuto minacciava di licenziarle. Da domenica sera in prima serata una nuova avvincente proposta di Antenna Sicilia, le avventure del leggendario Sherlock Holmes, interpretato da Basil Rathbone. La serie ha creato l'immagine di Holmes, quello con la pipa, il cappello a cilindro, il violino, che sono diventati emblematici. Tutto questo da domenica 10 su Antenna Sicilia alle 21:30. E adesso ci fermiamo per qualche minuto, tra poco lo strano weekend senza calcio professionistico in Sicilia. State con noi. Rieccoci insieme con il calcio, weekend particolare nel calcio siciliano, non scenderà in campo nessuna delle squadre professionistiche che intanto presentano gli ultimi nuovi acquisti. Nel fine settimana poi parte la Serie D con 10 siciliane impegnate. Marco Carli. Uno strano weekend senza siciliane nei campionati professionistici. I tifosi del Palermo già sapevano di poter indirizzare il loro sguardo verso Mondello e le mete marittime per l'ultimo scampolo d'estate. La B infatti osserva un turno di riposo, così come la Serie A. Diversa la situazione in C, dove nel weekend si gioca regolarmente, ma il discorso non vale per Messina e Catania. Gli uomini di mister Modica sapevano di dover saltare il turno, il calendario li metteva di fronte alla Casertana, riammessa da poco. La gara verrà recuperata l'11 ottobre. Per di più i giallorossi alla ripresa dovrebbero giocare il 18 di settembre a Taranto, il condizionale d'obbligo, visto ciò che è successo allo stadio pugliese dopo gli incendi che hanno fatto saltare la partita fra Brindisi e Catania, che si doveva giocare allo Iacovone, chiuso dal sindaco. Tabiani può sfruttare la sosta non voluta per aumentare la condizione del gruppo, per migliorare gli automatismi, per inserire i nuovi in vista della gara interna col Picerno del 17. Per Silvestri è un gradito ritorno. Appena si è paventata l'occasione di tornare a Catania, non ci ho pensato su due volte. Sapete tutti quanti cosa vuol dire per me questo posto, questa piazza, questi colori. Nel Palermo, che tornerà in campo ad Ascoli il 16 settembre, è stato presentato Di Francesco, da subito protagonista con la nuova maglia contro la Ferrari Salò. Quando ho parlato col Palermo ho percepito subito la voglia e con l'ambizione di una società che vuole crescere.
che sa che comunque la Serie B è un campionato duro, ma che ha la volontà e la voglia di fare un campionato per essere competitivi, per riuscire a centrare la promozione in Serie A. Niente B dunque per le siciliane, niente C. Intanto nel weekend comincia la Serie D con sfide storiche come Acragas, Licato, Trapani, Ragusa e con 10 squadre dell'isola in campo. Dopo Caivano, Monreale e dopo il Trapanese e poi chissà che cos'altro ancora. Ormai è un'emergenza in tutto il paese, un'emergenza a due facce, la violenza sulla donna, lo stupro, 37 avete sentito solo quest'anno a Palermo, la violenza sulla donna, l'assalto su un oggetto di piacere, perché questa è la donna, ora lo si fa soprattutto in gruppo, e dall'altra il femminicidio, cioè l'affermazione sempre violenta, fino all'estremo, del possesso, o sei mia o di nessun altro. Entrambe le emergenze che riempiono le nostre cronache, anche questo telegiornale, ci confermano una cosa sola, che non c'è più nessuna educazione sessuale e non ce n'è manco tantomeno un'educazione all'affettività. La psicologa Cristina Bonaffini stamattina ha ricordato proprio qui a Buongiorno Sicilia che l'Italia è uno dei soli 5 paesi in Europa, siamo in 27, gli unici 5 dove a scuola non c'è l'educazione sessuale. In realtà, ha sottolineato la dottoressa, la colpa però è anche nostra, di noi genitori. Non c'è un'età in cui si può cominciare a parlare di sesso ai figli, bisognerebbe farlo sempre, da subito, perché la sessualità, anche inconsapevole, quando si è bambini piccoli, ci accompagna sin dalla nascita, serve a renderci conto della nostra identità, a capire man mano che cresciamo chi siamo, a conoscerci e quindi a rispettare l'altro o l'altra perché sono fatti come noi. Conseguenza, senza educazione si arriva alla violenza. Perché? Perché non si sanno riconoscere le proprie emozioni, né le si sa gestire, non ci si sa trattenere e le emozioni legate alla sessualità, come sapete, sono tra le più profonde. Quindi va bene pensare come progetto del governo, l'abbiamo detto, di togliere i telefonini ai ragazzi violenti, dare multe ai genitori che non mandano i figli a scuola, ma più di tutto conta il rispetto per l'altro sesso. Lo si dovrebbe imparare già in famiglia, dai genitori, non come è successo certamente a Monreale, con il loro esempio. E lo si deve assolutamente apprendere almeno tra i banchi di scuola. Ci fermiamo qui, Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.